Ciao da Federico, oggi vi porterò a scoprire un percorso straordinario, la via dello zucchero e del sale, che non è sbagliato nemmeno chiamare la via delle idrovore. Andrò a costeggiare le antiche vie d'acqua navigabili, sarà un'esperienza veramente suggestiva e incredibile. Parto da Battaglia Terme, in provincia di Padova, in Veneto, e come possiamo vedere l'acqua è il filo conduttore di oggi. In questo periodo natalizio è stato fatto anche un presepe veramente molto particolare sull'acqua. Andrò a spostarmi verso la laguna veneta per arrivare a Chioggia, la piccola Venezia. Non solo, andremo a scoprire anche il mare Adriatico, a Sottomarina. Insomma, venite con me per l'esperienza di oggi. Faccio solo qualche centinaio di metri per andare a scoprire la prima opera grandiosa di oggi, il Castello del Cataio. Un mix tra un castello militare e una villa, ma da una storia veramente pazzesca. La sua costruzione inizia a metà del 1500, un castello famoso in tutta Europa per le feste che faceva la famiglia degli Obizi, qualcosa di maestoso. Re, principi, nobili da tutta Europa venivano qui per assistere a delle battaglie navali. Sì, avete capito bene, il cortile veniva allagato con delle opere di sistemi idraulici molto ingegnosi. Andavano a allagare il cortile dei giganti e lì con delle barche dal fondo piatto c'erano delle battaglie suggestive e epiche. Considerata la reggia dei Colli Euganei, 350 stanze, i saloni dei nobili sono qualcosa di spettacolare. Ci sono orari e giorni in cui si può visitare, e se siete qui in zona vale veramente la pena andare a visitare questa maestosa opera. Mi vado a muovere in questi tratti protetti solo per bici e pedoni. Mi allontano dai Colli Euganei, in mezzo ai campi coltivati e ai corsi d'acqua che saranno il filo conduttore del giro di oggi. Una bella giornata fredda e anche con un po' di foschia, ma che rende il tutto molto suggestivo e particolare. In lontananza posso vedere i coni quasi perfetti dei Colli Euganei. Vado a muovermi anche lungo gli argini indispensabili per proteggere tutti i vari paesi dalle eventuali inondazioni. Ci troviamo in zone bonificate, altrimenti per la maggior parte dell'anno sarebbero ricoperte d'acqua allagate. Ampie aree che vado a attraversare oggi erano paludi, zone malsane dove l'acqua regnava sovrana per quasi tutto l'anno. Grazie alla bonifica con mezzi meccanici le idrovore, queste aree sono state recuperate e destinate all'agricoltura o a nuovi insediamenti urbani, rubate, strappate al mare. Guardate la bellezza e la diversità di questo paesaggio, si passa per i piccoli paesini costeggiati sempre da canali e corsi d'acqua. I riflessi dell'acqua rendono veramente tutto più suggestivo e emozionante. Lungo il percorso si possono scoprire anche dei vecchi mulini e capire quanto importante era l'acqua per questi paesi. Non solo, andremo a vedere anche un'idrovora, quelle che permettono di mantenere questi luoghi bonificati e hanno permesso quindi la costruzione di insediamenti umani, di case, di centri, di piccoli paesi. Senza di quelli qui sarebbe tutto allagato. Lungo il percorso troveremo diverse idrovore come questa. Permette di andare a aspirare dal sottosuolo l'acqua e poi metterla in questi canali che non solo vanno a collegarsi poi verso il Bacchiglione, ma anche sono utili per andare a irrigare tutte queste coltivazioni, tutti i campi coltivati. Dopo pochi chilometri trovo un altro idrovoro, eccolo perché questo percorso lo chiamo anche non solo del sale e dello zucchero, poi scopriremo tra poco perché dello zucchero, ma anche di questi impianti idrovori che portano acqua da un canale all'altro per garantire comunque acqua per tutta l'agricoltura, ma inoltre vanno a aspirarlo dal sottosuolo per rendere bonificati tutti questi territori. Guardate che spettacolo, con questa foschia rende questo ambiente veramente molto suggestivo. Dopo 14 km immerso nel verde e tra gli argini, costeggiando i canali, arrivo a Bovolenta, nome che significa mulino d'acqua, e qui possiamo trovare anche un monumento a ricordo
dei barcari e cavallari che per secoli hanno attraversato con i loro burci e le loro barche questi canali per trasportare il sale dalle saline che erano presenti a Chioggia, che oggi non ci sono più, e anche lo zucchero. Scopriremo tra poco il paese dello zucchero. E qui possiamo vedere anche un attracco da dove ancora oggi arrivano le barche che vanno a navigare questi canali. Dopo 21 km dalla partenza lungo strade sterrate, completamente lontano dal traffico, arrivo alla città dello zucchero, Ponte Longo. E come dice il nome, qui sicuramente ci sarà anche un ponte molto lungo. Vi posso far scoprire perché questa via è chiamata anche dello zucchero, perché proprio in questo paesino si trova uno zuccherificio. Appena al di fuori dalla città posso vedere questi silos, probabilmente all'interno, chissà, conterranno qualcosa di dolce, e tutti questi capannoni. Un'attività nata già nel 1910, oggi è diventato un enorme stabilimento di zucchero. Un impianto nato all'avanguardia, in grado di produrre il doppio di tutti gli altri zuccherifici italiani, con capitale belga e quindi chiamato dalla popolazione Beio. Lo zuccherificio diede lavoro a moltissima gente, che aumentò di popolazione del 22% in soli 4 anni. Si espanse anche l'agricoltura con la coltivazione della barbabietola da zucchero, veniva poi caricato il burcio con il prodotto e infine portato verso lo zuccherificio per la lavorazione. In questi canali quindi non solo passava il sale, lo zucchero e anche la trachite, a dirla tutta. La roccia magmatica di cui sono composti i Colli Euganei è una roccia molto dura e resistente, utilizzata per fare delle piastre, delle mattonelle da esterno, e quindi venivano trasportate tutte su questi canali per andare verso Chioggia oppure risalire verso i Colli Euganei. Il percorso di oggi ha una lunghezza di 50 km solo andata, poi si farà il ritorno per la stessa strada. Si ha la possibilità di immergersi veramente in un'atmosfera tranquilla e rilassata. Pensare che qui alla mia sinistra, non poco distante, adesso c'è la laguna. Ancora una quindicina, ventina di chilometri e vado a raggiungere Chioggia, la piccola Venezia. Di certo non sarà affollata come Venezia e in più si può raggiungere e percorrere anche in bici, cosa che a Venezia non si può fare. Cosa bella di questo percorso è quella che ti permette di staccare la spina, lasciare andare le gambe tranquillamente e godersi appieno l'energia che trasmette questo percorso immerso nella natura. In questa che è la giornata più corta di tutto l'anno, 21 dicembre, solstizio d'inverno, anche se il sole è nascosto dietro a queste nuvole, me lo prendo tutto e un po' di vitamina D non fa di certo male. In più il mio corpo sta anche liberando endorfina e quindi mi dà quella sensazione di felicità, lo star bene, quella sensazione di rilassatezza, veramente una sensazione straordinaria in un percorso che mi sta regalando tantissime emozioni. Le zone che vado a fare oggi chiaramente non sono quelle di un tempo, perché sono state bonificate. Un tempo erano zone palustri, fortunatamente alcuni tratti sono stati preservati, come ad esempio questo di Cadimezzo, dove si può vedere la zona palustre e viene regolata l'altezza facendo entrare e uscire l'acqua dal canale in modo tale da mantenere la giusta altezza e mantenere quell'ecosistema che fa sviluppare le varie forme di vita e le varie piante. Il fondo che si incontra lungo questo percorso è sempre in ottime condizioni. Io ad esempio oggi la sto facendo con una bici da corsa endurance con dei copertoni da 28 mm e a parte un paio di tratti che erano umidi, quindi scivolosi, tutto il resto del percorso è veramente perfetto, senza nessun problema si effettua, ci si può godere questa atmosfera senza scomodità. Essendo completamente esposto al sole, le piante che si trovano infatti lungo il percorso non sono adatte certamente per fare ombra, ma lo si può godere a pieno in autunno, inverno, primavera, d'estate. Se amate il caldo, la tintarella, certamente qua non mancherà. Ormai sono quasi arrivato, 3 km da Chioggia. Alla mia sinistra la splendida laguna e continuo a percorrere a fianco a una strada trafficata in piena sicurezza questo sentiero, questa
Alzaia. Qui alla mia destra il fiume Berenta che si è appena unito al fiume Bacchiglione. Questo arrivo in laguna mi lascia veramente a bocca aperta, uno spettacolo. Figurarsi tra poco quando arriverò a Chioggia. Quando si arriva a Chioggia bisogna convivere di nuovo con il traffico e quindi troveremo tante auto, bus, bici e scooter. Ma gli scorci che regala questa città sono veramente unici e quindi ne vale la pena patire un po' il traffico. Arrivo a Chioggia e mi sposto dalla provincia di Padova a quella di Venezia. Questo è un luogo straordinario tra storia, natura e artigianato, tra laguna e mare, con ecosistemi unici al mondo. Quando ci si trova qui si pensa subito a una piccola Venezia posizionata in un posto strategico a sud della laguna per andare a proteggere proprio Venezia. Un fitto agglomerato di palazzi storici collegati dai ponti e divisi dai canali con stile veneziano veramente spettacolari. Ma lo sapevi che in questo territorio veniva prodotto il sale? Infatti viene ancora ricordato perché nella sua massima espansione il sale era una merce di scambio per andare a conservare i cibi, ad esempio, e non solo. Inoltre c'erano ben 72 fondamenti saline da dove veniva prodotto il sale. Ma perché non viene più prodotto il sale? A causa delle alluvioni, della peste e anche della guerra di Chioggia. Ne resta ancora il ricordo perché quello fu veramente un periodo splendido di Chioggia. Allungando il percorso di soli 2-3 km si può arrivare al mare Adriatico e la spiaggia di Sottomarina, una zona balneare. Qui sono esattamente nella bocca di porto di Chioggia, dove si trova anche il Mose che viene azionato quando c'è l'acqua alta, perché non c'è solo a Venezia, meno conosciuta, ma è presente anche qui a Chioggia. Il percorso di oggi termina qui, anzi dovrò fare anche il ritorno. Alcuni dati sul percorso: 108 km, 140 metri di dislivello. La bici consigliata è una gravel. Come sempre in descrizione del video vi lascio la traccia. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel like, commentate e fatemi sapere se avete alcuni posti, luoghi da valorizzare, alcuni tragitti che vi stanno a cuore e li vedrete qui nel canale. Ciao da Federico e alla prossima avventura. Sei rimasto fino alla fine, allora per voi un piccolo bonus. Nella piccola isola dove si trova la chiesa di San Domenico, fino al 7 gennaio 2024 è esposta The Mystery Man. Dopo 15 anni di studio da parte dei forensi sul lenzuolo funebre di Gesù, la Sacra Sindone, che è custodita nella cattedrale di Torino, hanno portato alla realizzazione la scultura del suo corpo in 3D. Tutto, dai segni del supplizio alla postura, al colore dei capelli e della pelle, l'incarnato olivastro di un cadavere originario della Giudea. Questo è il risultato del prodotto dell'Artis Splendore, la società italo-spagnola autrice di The Mystery Man, fino al 7 gennaio 2024, anche qui a Chioggia.